momento di Adria, che premia Paolo Franzoso, accompagnato dall'assessore Andrea Micheletti. Ecco, sta arrivando. E ringraziando ancora una volta il nostro fonico che ci mette la musichina sotto, che ci sta. E fra poco ci saranno i Monteponi con il loro straordinario spettacolo. Ecco, in arrivo Paolo Franzoso. La motivazione, ecco l'assessore Micheletti e Paolo Franzoso. Buonasera assessore, buonasera, piacere. Nato a Chioggia, in provincia di Venezia, è cresciuto nel fervido clima bolognese, si diploma a Bologna in arti visive, in computer grafica, a indirizzo pubblicitario. Miscela varie tecniche artistiche dando vita a combinazioni creative e caleidoscopiche in cui disegni, collage, pensieri, riflessioni, idee ipnotizzano lo spettatore emergendo da piccoli dettagli. La sua sperimentazione pittorica si traduce anche in annotazioni scritte che suscitano un senso di condivisione immediata da parte dell'osservatore. Detto così, io ho visto il suo quadro nel corso. Ho anche scritto se potevo pubblicarlo, ma dopo se ci darai un'occhiata. Sono rimasto a bocca aperta, lui veramente fa delle cose straordinarie, dopo magari ci dirà dove possiamo vedere, se c'è un qualche sito, e quindi gli faccio i miei complimenti personali, complimenti veramente. Assessore, Adria, che è il nostro, diciamo, il nostro capoluogo, anche se qualcuno vorrebbe vederlo da qualche altra parte, però voi siete arti, storia, cultura. Quanto ci tenete voi amministratori? Io sono convinto tanto, però vedo che state investendo moltissimo su questo. Sì, soprattutto sulla cultura noi stiamo puntando molto. Abbiamo fatto questa settimana un'iniziativa in cui poi si incastra anche Paolo, perché gli ho chiesto se viene a esporre proprio in questo nuovo spazio che abbiamo creato, che si chiama Spazio Artistico. Abbiamo fatto proprio in comune ad Adria, che era appena stato ristrutturato l'atrio, e abbiamo preso 2 librerie, le abbiamo messe in atrio e abbiamo fatto un'iniziativa di book crossing, per cui praticamente le persone possono arrivare, scambiare i libri, e l'abbiamo fatto all'ospedale tramite le collaborazioni con le associazioni, l'abbiamo fatto in atrio del comune, nei bar, in modo che ci sia proprio un ricircolo di cultura, come se fosse sangue che scorre all'interno delle vene di questa città, che ha bisogno di essere appunto rinvigorita dal punto di vista culturale, perché le cose ci sono. Bisogna appunto farle conoscere, perché tanti cittadini di Adria non erano mai stati al museo, non sono stati al museo, e penso anche tanti cittadini del Delta. Quindi venite, se non siete stati, a vedere il nostro museo archeologico nazionale, il museo della cattedrale, il museo e tutti i musei che abbiamo, perché ne abbiamo veramente tanti. Abbiamo il MAD, che è il museo Adria Delta, che è appena stato riaperto, un periodo di chiusura, quindi ce n'è per tutti, insomma, per tutti i gusti e per tutti i tipi. Un altro discorso personale, complimenti anche per la chiamo l'esposizione delle bare. A me è molto piaciuta, mi ha molto toccato, un sacco di polemiche, però molto coraggio averlo fatto, complimenti. Grazie. Sì, è stata un'iniziativa che è partita dal gruppo delle famiglie adottive di Adria. Abbiamo chiesto ad Andrea Dodiciani, che è un altro artista poliedrico, non è propriamente del Delta perché è di Cavarzera, lui però è un altro artista che merita. Abbiamo fatto questa iniziativa che ha portato appunto queste bare finte, ovviamente con questi cadaveri all'interno dello spazio dell'atrio del comune, appunto lo spazio artistico, per ricordare le vittime appunto che muoiono in mare tutti i giorni, ecco. E queste persone che provano ad attraversare il Mediterraneo e non ce la fanno. E un pensiero va anche ai curdi in questo momento, penso che sia doveroso, insomma. Allora, Paolo Franzoso, io ho detto, ho visto un quadro suo esposto appunto in un negozio ad Adria, un'opera abbastanza particolare. Allora, innanzitutto, quanto è difficile, lo dico ogni volta che trovo un artista, musicista, pittore, artista di vario genere, attore, quanto è difficile farlo in Polesine, nel Delta, perché io di solito dico basso Polesine, però dico nel Delta. Ma non è difficile, perché io ci sono riuscito, avevo iniziato a fare l'artista per passione, poi sono riuscito a trasformarlo in lavoro, quindi se uno mette la passione e crede in quello che fa, per me diventa facile. E quanto ispira il nostro territorio? Ad esempio l'ultimo quadro è stato preso sono andato a fare un giorno al mare e ho visto un po' com'era il paesaggio, ho ritratto anche dei luoghi marini. In questo caso il quadro che hai visto tu, ho raccolto un po' di plastica per pulire la spiaggia, poi l'ho trasformato in un'opera d'arte.
non abbiamo i sottotitoli, ma se uno volesse vedere le tue opere, c'è un sito, qualcosa? No, io lavoro con una galleria di Modena e adesso abbiamo appena finito una mostra al Policlinico Gemelli a Roma e se no sui social con il mio nome mi trovate. Paolo Franzoso. Franzoso, sì. Grazie, complimenti. Complimenti ad Adria, complimenti a Paolo Franzoso, ringraziando naturalmente l'assessore Andrea Micheletti che naturalmente consegna il premio